Un saluto a tutti voi da Teolo, dall'ARPAV, dal servizio meteorologico. Cerco di far partire la slide. No, ecco. Per cui partiamo con l'analisi sostanzialmente della stagione agraria, dell'annata agraria, ma partiamo da una considerazione, diciamo, a monte. Abbiamo un problema. Guardando le temperature medie annue del Veneto degli ultimi 30 anni, che vedete in questo grafico, abbiamo un problema. Stanno aumentando con un ritmo, con un trend di quasi 0,6 gradi centigradi ogni 10 anni, le temperature medie annue, e vedete che gli ultimi anni sono stati gli anni più caldi del trentennio, ma sono gli anni più caldi anche a partire dagli anni 50, per cui abbiamo un problema, ed è un problema che non riguarda solo il Veneto, ma riguarda l'intero pianeta in generale, ma il Nord Europa e la parte settentrionale del pianeta si stanno riscaldando a un ritmo molto veloce, e questo è un problema perché le maggiori temperature in linea generale vogliono dire maggiori energie per i fenomeni convettivi, quindi per fenomeni violenti in generale, per vento, per piogge intense. Vogliono dire che nel stesso volume di aria ci sta più umidità, per cui sono problemi anche qui di piogge intense, ma anche di afa. Vogliono dire che se non piove, elevate temperature sono elevati tassi di evapotranspirazione, quindi perdita di acqua. Abbiamo quindi un problema generale di non facile soluzione. Andando a vedere l'andamento dell'annata agraria, chiamiamola così, da ottobre ad oggi, che vedete qui rappresentata, avete il solito grafico che mostro tutti gli anni con le temperature medie giornaliere confrontate sotto con le linee più sottili con la statistica del trentennio. Allora, cosa si vede così macroscopicamente da questo grafico? Beh, in ottobre, l'ottobre è stato molto caldo, vedete, tutti i 30 giorni di ottobre sono stati molto sopra la media. Ma poi, se partiamo da dicembre, escludendo i primi 10 giorni, che sono stati un po' sotto la media, c'è stata anche qualche prima gelata a livello veneto. Questa è la stazione di Conegliano, che, come dico sempre, è in una situazione particolarmente favorevole, sopra una collinetta, in una posizione ideale. Quindi. Però nella regione c'è stata qualche gelata, anzi la prima gelata è stata il 26 novembre qui a Conegliano. Comunque diciamo che dal 10 di dicembre fino al 15 aprile abbiamo temperature stabilmente, quasi stabilmente sopra la media. Vedete, fa eccezione solo il periodo diciamo dal 10 al 20 gennaio, che abbiamo avuto una fase leggermente fredda, ma se no abbiamo avuto temperature molto superiori alla media. Vedete anche in febbraio, in marzo e i primi 15 giorni di aprile. Quindi abbiamo avuto un inverno e anche un inizio della primavera molto molto caldi. E poi vedete in aprile, non ve lo posso segnare col mouse purtroppo, ma c'è un brusco calo in aprile, quando sarebbe il momento che uno dice beh, verrà il bel tempo, verrà un po' di caldo. Abbiamo avuto una brusca caduta che è iniziata proprio il giorno 15 e ha determinato, vedete, un passaggio delle temperature da valori che erano a livelli del massimo assoluto registrato nel trentennio, li ha portati, le temperature medie giornaliere, su livelli molto molto vicini al minimo assoluto, per cui c'è stato nell'arco di pochi giorni un completo cambiamento della situazione meteorologica, con una caduta di temperature molto importanti, e da quel momento fino ad oggi le temperature hanno oscillato attorno alla media. È una cosa
che non eravamo più abituati a vedere negli ultimi anni, anche se devo dire che cadute di temperatura di questo tipo, quando era il momento all'inizio della primavera, ce n'è stata più di una negli ultimi anni, ma abbiamo questa fase di oscillazione, ampia oscillazione dei valori, vedete, attorno alla media, che persiste fino ad oggi. Ho cercato di utilizzare uno schema un po' diverso rispetto agli istogrammi che vi mostro di solito. Questa visione che considera sull'asse in basso la precipitazione e sull'asse alla vostra sinistra la temperatura media del periodo, consente di mettere insieme le informazioni di temperatura e media mensile e di precipitazione cumulata nel mese. È un po' più complicato da vedere, può non piacervi, ma insomma proviamo anche per introdurre un po' una novità parziale, ad analizzare i dati in questo modo. Allora qui voi vedete il periodo dicembre 2023, gennaio-febbraio 2024, per noi meteorologi è l'inverno questo. Vedete cosa si capisce qui? Che il 2024, freccetta rossa, ha avuto temperature medie molto superiori alla media. Solo nel 2014 c'erano state temperature più elevate. In termini di precipitazione siamo molto sopra la media, però potete vedere che il 2014, il 2021 e il 2009 era piovuto di più. Ecco, questi grafici che poi potete consultare perché richiedono un po' di calma nella presentazione, esprimono questo combinato disposto di pioggia e temperatura, per cui l'inverno 2024 molto caldo e piovoso, eccezionalmente caldo e piovoso sopra la media. Marzo, il mese di marzo, cosa succede? È stato, vedete, molto piovoso, era stato più piovosi i mesi di marzo del 2001 e del 2013, ma il mese di marzo è stato molto piovoso e anche le temperature, anche se non eccezionali, ma erano nettamente sopra la media. E poi aprile ho dovuto spezzarlo, perché se io lo mettevo insieme veniva un mese nella media, ma invece se noi lo spezziamo dall'1 al 15 aprile, quando vi ho mostrato c'è stata quella ascesa delle temperature e poi brusco calo, bene, i primi 15 giorni di aprile sono stati i più caldi da questo grafico, i più caldi mai registrati negli ultimi 30 anni. Le precipitazioni sono state scarse, quindi è stato un inizio del mese stabile, tendenzialmente stabile e molto caldo. E poi invece è cambiata radicalmente la situazione. All'estremo opposto, in questo caso il 2024 è il secondo quindicina di aprile più fredda degli ultimi 30 anni. Era stato più freddo solo nel 1997, quindi ci riporta agli anni 90. La precipitazione è normale, ma le temperature sono state estremamente basse. Ecco, e qui vi mostro cosa è cambiato. Siamo passati alla vostra sinistra, devo fare il conto, alla vostra sinistra, da una situazione di anticiclone, quello che chiamano africano, è un promontorio nordafricano, subtropicale africano, quindi è aria calda che proviene dal Nord Africa, che si era stabilmente instaurata sull'Europa, tenendo il tempo stabile, apportando aria calda, più o meno umida. È una situazione più da estate degli ultimi anni che da primavera.
Siamo passati da questa situazione alla situazione opposta, all'estremo opposto, un'intrusione di aria dal Polo Nord, chiamiamola così, che ha interessato l'intera Europa e il Nord Italia, portando sicuramente un abbassamento delle temperature, ma anche portando aria instabilità. Per cui siamo passati da due situazioni estreme, un pochino atipiche, anche se negli ultimi anni sono sempre più frequenti. In particolar modo passiamo da un sistema che vedeva più frequentemente degli afflussi di aria dall'Atlantico, quindi dalla vostra sinistra in quelle immagini verso destra, dall'Atlantico verso i Balcani, passiamo a un sistema circolatorio che vede intrusioni di aria di diversa natura da sud o da nord senza alternative. E cosa è successo? Vedete dalle carte sopra, le temperature della pianura nell'arco di pochi giorni sono calate di 15 gradi e il grafico sotto vi mostra il Monte Cesen a 1500 metri sulle Prealpi, dove le temperature sono scese da 16 gradi, che sono abbastanza elevate ad aprile per quella quota, sono scese a livelli di anche meno 2 gradi, la linea blu individua gli 0 gradi. Il dottor Marcuzza mi ha costretto a indagare meglio questo periodo e abbiamo visto che il 19 e il 21 aprile in particolare ci sono segnali di possibile gelata. Dovete tener conto che le nostre stazioni misurano la temperatura a 2 metri d'altezza, per cui in 2 metri dal suolo la temperatura di notte può risultare notevolmente più bassa del dato che forniscono le nostre stazioni. E inoltre in queste fasi diventa molto importante la configurazione del terreno, in buche, all'uscita di valli, in sistemi poco arieggiati, diciamo, le temperature, anche se le stazioni segnano valori un po' più alti, possono scendere anche sotto zero. In questo caso le aree bianche vi individuano temperature misurate minime giornaliere, quindi nelle prime ore del giorno, misurate che inferiori ai 2 gradi, e nella carta superiore, nel veronese, vi individua anche per il 21 aprile una stazione Colgnole ai Colli, che è in una buca, che ha segnato temperature dell'ordine dei meno 2 gradi centigradi. Ma vedete, c'è un certo numero di stazioni sparpagliate per la pianura settentrionale, per la pedemontana, che segnano valori molto vicini, ripeto, 2 metri di quota, per cui sul terreno sicuramente ci sono stati problemi di gelata. Maggio. Il mese di maggio, sempre in questo grafico a bolle, risulta il più piovoso in assoluto del trentennio. E la considerazione di fondo è che io sono stanco di dire che ogni periodo che analizzo trovo situazioni estreme, perché uno comincia ad avere paura. Il mese di maggio è il più piovoso del periodo degli ultimi 30 anni, perché noi abbiamo misure da 30 anni, e con temperature leggermente inferiori alla media. E giugno si fa fatica a vederlo, non è ancora finito, è con temperature in media, ma noi siamo stati abituati negli ultimi periodi ad avere temperature tendenzialmente sopra la media. Invece le temperature qui hanno oscillato ampiamente, furiosamente, ma attorno alla media, per cui alla fine le temperature risultano in media, la piovosità è praticamente in media. Comunque l'andamento di questi 19 giorni risulta molto simile all'andamento dello scorso anno. Sul fronte precipitazioni, ovviamente, come è già stato detto,
dopo aver sperimentato nel 2022 una importante e molto prolungata siccità, ci troviamo qui ad affrontare un periodo di precipitazioni nettamente superiori alla media. Da ottobre a giugno sulla regione si segnala un più 46% di apporti. Sono caduti 1200 mm, ce ne aspettavamo 800, c'è un surplus di quasi 400 mm, per cui ci sono apporti decisamente superiori alla media, anche se questo non è vero per tutta la regione. Ci sono notevoli differenze, vedete nel Veneto meridionale ci sono notevoli differenze, perché anche la distribuzione delle piogge non è proprio regolare. Focus su Conegliano, sugli andamenti delle precipitazioni dal 1° gennaio in questo caso. Cosa si vede? Beh, si vede che già a gennaio erano caduti in una giornata 70 mm, quindi in un periodo dove uno non si aspetta precipitazioni così intense. Quindi qui abbiamo in questa visione di insieme tutta una serie di apporti importanti che non sono solo tipici della primavera come uno si aspetta, ma sono iniziati già a gennaio. Vedete le importanti precipitazioni tra la fine di febbraio e marzo. Abbiamo avuto in queste fasi anche dei problemi di allagamento in pianura e poi diciamo con intervalli limitati, vedete 15 giorni di assenza di precipitazioni in marzo, 14 giorni all'inizio di aprile, ma non sono certo questi i problemi. Poi abbiamo in maggio e in giugno una continua sequenza di precipitazioni. Tra il 15 e il 16 maggio sono state sul territorio regionale veramente impressionanti in alcune località. Hanno determinato, sono state utilizzate tutte le vasche di laminazione e hanno creato comunque problemi in alcune sia di rotture arginali, sia di allagamenti, sia di frane, di smottamenti. Problemi ulteriori ci sono stati anche tra il 20 e il 21 maggio, ma vedete che è un ripetersi continuo di eventi che localmente sono risultati anche molto intensi. Qui vi ho messo una immagine perché abbiamo avuto veramente diversi problemi al sistema idrologico e idraulico e anche moltissimi problemi più o meno localizzati di frane e smottamenti. Le scorro molto velocemente. Vi ho messo su questa presentazione, perché le guardiate, le carte di differenza degli apporti pluviometrici mensili rispetto alla media in millimetri. Li ho messi perché, ripeto, la situazione risulta diversificata da settore a settore della regione. Vedete, vi metto qui febbraio più quasi 200% ma di apporti pluviometrici rispetto alla media, marzo più 150%, aprile è nella media con un deficit molto limitato, maggio più 134%, per cui abbiamo veramente una situazione pluviometrica particolare. Questo è quello che è accaduto fino ad adesso, ma insomma sì, il problema è quello che è accaduto prima. Abbiamo avuto qui diversi fenomeni temporaleschi. Noi facciamo sempre fatica a fare un quadro regionale complessivo. Qui ho messo l'evento del 15-16 giugno durante la notte. Vedete, il radar segnala quei puntini rossi, sono situazioni di precipitazioni molto intense, molto probabilmente di grandine, e c'è una striscia continua molto stretta tra Marostica, Bassano, Spresiano e Oderzo. È proprio una linea di precipitazioni molto intense con fenomeni grandinigeni. E poche ore dopo c'è stato un fenomeno intenso anche sulla zona del Porto Gruarese.
Quindi, concludendo, abbiamo avuto temperature che diciamo ci hanno abbandonato nel momento del bisogno, quindi con una brusca caduta dalla metà di aprile, e non si sono ancora instaurate le condizioni circolatorie tipiche del periodo estivo, diciamo. Le precipitazioni sono state molto superiori alla media, con grossi problemi, e purtroppo in questo momento abbiamo forte umidità al suolo, perché in questo momento guardavo, l'umidità è tra il 70 e l'80%, quindi c'è umidità al suolo, temperature non elevatissime ma abbastanza elevate, e aria fredda che sta sopraggiungendo in quota. Sono gli ingredienti dell'instabilità, per cui oggi pomeriggio, questa notte, è una fase molto delicata, potrebbero esserci temporali importanti, ma i previsori del centro qui mi dicono che fino a mercoledì prossimo permarranno condizioni di instabilità.